Amici di TeleG, benvenuti a Biasantes. Come avete potuto vedere dalla nostra introduzione, oggi parleremo di musica. Ma di che musica? La particolarità della puntata di oggi è proprio data, e l'avete vista, l'avrete potuta apprezzare in questo filmato che abbiamo appena mandato, dove abbiamo visto una persona che suona la cornamusa. E quindi la prima domanda che rivolgo a Bruno, buongiorno Bruno, bentornato. Buongiorno a te. Diciamo che Di Pietro direbbe la cornamusa con la Sardegna, che ci azzecca? E questa è una bella domanda. Certo, i nostri amici a casa hanno visto appunto questa introduzione, no? La cornamusa. Di solito la cornamusa è associata al mondo scozzese, al mondo irlandese, anche al mondo galiziano, no? Il mondo spagnolo. Ma bisogna dire che in realtà la cornamusa è molto presente in tutta Europa, quindi anche in altre zone dell'Europa, in Italia, chiamata zampogna, è comunque una forma di cornamusa. Poi la vediamo anche in Asia, per esempio in Giordania sono molto bravi nel suonare la cornamusa, ma la vediamo anche sino in Asia. Ma con la Sardegna appunto, stai dicendo? Appunto, ti ho detto, che ci azzecca? Bene, noi oggi faremo appunto questo ponte culturale tra Cagliari, Padria e Cossuine. Quindi dal sud al nord noi vedremo che nel XV, nel XVI e anche nel XVII secolo la cornamusa era presente anche in Sardegna. Infatti poi, sovraimpressione, ci sono delle slide, noi appunto faremo vedere ai nostri amici a casa di che cosa si tratta nello specifico. A Cagliari per esempio c'è un bellissimo retablo, siamo intorno al XV secolo, XVI secolo, quindi siamo intorno al 1500 almeno, forse anche tardo 400, un retablo dove proveniente dalla chiesa di San Francesco di Stampace, oggi non più esistente, quindi questo retabolo è presente alla Pinacoteca di Cagliari, dove appunto si vede nella scena del presepe un suonatore di cornamusa. E questo è interessante. Questa è una cornamusa ad un bordone, quelle che poi praticamente sarebbero le cornamuse rinascimentali. E questo indica che non solo è presente in Sardegna, viene raffigurato, quindi se la raffigurazione determina l'importanza di questo strumento, e non dimentichiamo che si vede molto bene appunto anche in questo retabolo che è uno strumento ben curato. Per esempio la sacca d'aria, che di solito è una sacca di pelle di capra, è ricoperta da un velluto, di solito un velluto rosso. E poi associato a questa scena appunto del presepe fa capire che è relativa anche alle musiche e quindi ai festeggiamenti natalizi in Sardegna, ma anche in un certo ambito, come dire, culturale e comunque di persone, di famiglie abbienti. Se non ricordo male, nella cappella della famiglia Carnisser, lì a San Francesco di Stampace, era pertinente questo retabolo. Quindi significa che non c'è solo un'importazione di strumenti, diciamo così, o di musicisti, ma c'è proprio una vera cultura all'interno della Sardegna e quindi non fa assolutamente allontanare la Sardegna dal mondo circostante. Probabilmente c'erano anche dei musicisti locali, quindi non abbiamo solo gli strumenti, quelli che conosciamo oggi, popolari, per così dire, non so, la launeddas, ma evidentemente questa presenza determina una grande ricchezza culturale, musicale in Sardegna. Padre Cossuine? Con Padre Cossuine perché? Perché a Padria vediamo che nei peducci, quindi queste particolari presenze architettoniche nelle cappelle della chiesa di Santa Giulia di Padria, vediamo una grande presenza di strumenti musicali scolpiti. Vediamo flauti, vediamo tamburi, addirittura suonatori di flauto e tamburo al tempo stesso. Sono tutti strumenti, come per esempio anche il liuto, la cetera. Sono tutti strumenti medievali, ovviamente poi diciamo anche rinascimentali, ovviamente poi anche dell'epoca barocca, quindi significa che c'era una grande presenza di questi strumenti per le cerimonie non solo dei matrimoni ma anche per le feste, ma anche per suonare nelle per esempio feste religiose come per esempio il Natale, e lì c'è una grande presenza nella chiesa di Santa Giulia, quindi vediamo proprio questa cornamusa con un bordone, quindi poi con la canna melodica ovviamente, e vicino Padri, diciamo così, nel paese di Cossuine, vediamo un capitello con una rappresentazione di un ballo insieme a un suonatore di cetera.
La cetera, per farci capire un po' dagli amici a casa, può essere considerata come il buzuki di oggi, insomma, se vogliamo, no? È il precursore della chitarra, quindi la cetera. Segno evidente è che in questi luoghi, che oggi considereremo forse dei piccoli paesi che magari non hanno nulla da offrire, in realtà c'era questa grande ricchezza musicale a Cosuine, nella chiesa di Santa Chiara. Andate a vederli. Prima una curiosità, secondo te perché si è perso questo culto della zampogna? Perché effettivamente oggi noi siamo abituati a vederla in Sardegna, è rimasto ben poco, l'hai detto prima tu, magari con gli zampognari di un tempo, ma la cornamusa vera e propria, quella di cui parlavi all'inizio, si è perso questo culto. Secondo te perché? Probabilmente non si è continuato in una scuola di musicisti di questo strumento e degli altri strumenti. È anche vero che sono stati ripiazzati dai nuovi strumenti poi, soprattutto dopo il Settecento e anche poi comunque con l'Ottocento, questo in concomitanza anche con le danze che cambiano, Quindi per esempio la danza di Cosuine noi vediamo che può essere una gagliarda, può essere una volta, forse può essere il saltarello, ecco perché oggi per esempio anche queste danze in Sardegna non ci sono, quindi c'è stato questo tipo di evoluzione e comunque sono rimasti almeno gli strumenti popolari. L'ultima cosa, appunto, per rispondere a questo, il suonatore di flauto per esempio e tamburello è ancora attestato in Sardegna, ancora nell'Ottocento in ambito popolare, quindi vuol dire che qualcosa è rimasto, ma non la cornamusa, purtroppo, io devo dire. Bene, anche oggi abbiamo scoperto qualcosa di nuovo e direi di nuovo e soprattutto di strano, non me lo sarei mai aspettato tutto quello che ci hai raccontato oggi. Ci vuoi già dare una chicca sulla prossima puntata o preferisci tacere? Cosa vuoi fare? Andiamo ancora nel Medioevo e parleremo degli affreschi della Basilica di Saccargia, che sono un importante veicolo per conoscere il mondo monastico in Sardegna. Allora, appuntamento a giovedì prossimo a Biazantes, parleremo appunto della Basilica di Saccargia e dei suoi splendidi affreschi. Grazie Bruno ancora una volta per essere stato con noi. Grazie a voi.